Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo la 20ª lezione di Radiestesia Basic e per chi non ha visto le altre 19 le può vedere tranquillamente nel canale vostro Marietto Veneziano. Vediamo prima di tutto di chiedervi di iscrivervi al canale di Slegare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il Legare Marietto Veneziano con alleati da Milas tengono un percorso esoterico. Vi ricordo anche che il De Garda alle 21 ogni sera, sempre sul canale Telegram, Magici Arcieri Bertoldini, nel gruppo appunto che ho appena finito di dire, tiene un piccolo meeting per costruire un muro di fuoco intorno allo stivale, alla nostra madre patria. L'operazione magica dura pochi minuti e siete tutti invitati per chi vuole venire. Bene cari amici, iniziamo con la 20ª lezione di Radiestesia Basic. Il vostro Marietto oggi è impostato sulla ricarica energetica delle persone, perché come sapete alcune persone in questo periodo un po' bombardate dai mass media, un po' per via di questa patologia che sta percorrendo lo stivale dal nord al sud e dal sud al nord, e per via anche delle basse vibrazioni e influssi planetari sfavorevoli, insomma molte persone risentono di questo botto, e qui entra in scena subito il vostro Marietto a dare una mano. Però prima di iniziare guardiamo il classico quadrante radiestesico per la valutazione. Vi ricordo che qui si mette il testimone, vi ricordo anche che il vostro Marietto usa sempre un pendolino di ottone per agganciarsi alle scie energetiche delle persone, e qui si mette il testimone classico, foto, oppure qualcosa che riprende nome e cognome scritto su un foglio di carta e anche la data di nascita, ed eventualmente oggetti o pezzettini biologici tipo un capello, un pezzettino di unghia oppure un po' di ovato imbevuto di saliva del testimone che si vuole andare a analizzare. Bene, detto questo, vediamo subito, facciamo la domanda a pendolino, se questo percorso a livello di ricarica energetica va bene per il testimone. Quindi chiaramente questa è una pillola didattica e il pendolino dirà di sì. Chiaramente prima di iniziare sempre una ricerca radioestetica, un'indagine radioestetica, il vostro Marietto vi consiglia sempre di fare l'ovetto luminoso, l'ovetto dorato come difesa, il cerchio di fuoco e la meditazione della stella di Davide. In più eventualmente per cercare il vuoto mentale si fa l'OM. Bene, a questo punto siamo sicuri che l'operazione andrà a buon fine, perché il quadrante radiostesico ci ha detto di sì. Passiamo alla prossima operazione e vediamo per quanto tempo dobbiamo lasciare il nostro testimone su queste macchine radioniche a onda di forma. E ve ne presenterò due, mi raccomando, di circuiti, uno che avete già visto in un'altra pillola e uno ancora più performante. Quindi chiedo quante ore per ricaricare il testimone ci vorranno, e il pendolino subito vedete che mi dice 8 ore. Vedete? Bene, adesso fatto questo, vi ricordo sempre che il quadrante radiestesico per valutare l'ora si trova nel sito alcapitano.altervisto.org nei vari ebook gratuiti da scaricare senza costi. Vediamo, questa è la classica pila, La classica pila, voi sapete che si mette qui il testimone e si valorizza col pendolino, vedete, in questo modo. Questa è la classica pila per ricaricare i campi energetici e i corpi sottili delle persone. Qui in questo caso qui si posiziona verso il nord e si lascia per 8 ore dopo che si ha fatto l'aggregazione o valorizzazione col pendolino. Ma la pillola di oggi, la lezione di Radiestesia Basic di oggi, non si basa solo su questo circuito radionico per ricaricare, si basa su un altro che carica e scarica nello stesso momento. E questo qua, questo qui è un circuito radionico che i sciamani sudamericani ci hanno dato, in cui il vostro Marietto Veneziano l'ha rielaborato e potenziato. Vedete che abbiamo qui il fatto di non dover cercare i punti cardinali, abbiamo il fiore della vita, l'albero della vita all'interno e la protezione tutto intorno alla macchina radionica. Quindi metteremo qui il nostro testimone, la pila lo caricherà e le energie congeste verranno allontanate con questa spirale.
Quindi mettiamo il nostro testo di limone e giriamo fin quando non si scarica, vedete? Perfetto, almeno 21 giri. Fatto questo, il vostro marinetto veneziano vi dice di posizionarlo, questa macchina radionica, col testimone sopra per almeno 8 ore in un posto sicuro, tipo un armadio sopra o sopra un tavolo o dentro un cassetto. Vi ricordo che i circuiti radionici non hanno bisogno della luce solare perché viaggiano sulla luce eterica, e quindi dopo un po', cioè dopo 8 ore massimo, però vi ricordo sempre un mese perché sennò il corpo eterico si satura e quindi non avrebbe nessun senso. Quindi fatto questo, dopo 8 ore si toglie il testimone. Vi ricordo questa classica pila, il decagono, doppio decagono con fiore albero della vita, e questo circuito a spirale per scaricare energie congeste. Bene cari amici, detto questo, abbiamo chiuso la 20ª lezione di radiestesia Basic. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degana Marinetto Veneziano e di venirci a trovare sui nostri gloriosi gruppi di Facebook ed eventualmente anche in Telegram nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, dove il Degana Marinetto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvato sempre da Midas. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!